È stato un gran bell'allenamento perché abbiamo affrontato una grande squadra e quindi ci siamo allenati, abbiamo fatto secondo me una bella partita da una parte e dall'altra e quindi soddisfatto della giornata di oggi, soddisfatto dell'andamento di questi 25 giorni che siamo insieme. Prepariamo la settimana perché adesso si comincia con le partite vere e sicuramente la settimana è importante, dobbiamo pensare subito a catapultarci all'Aspra, alla Coppa Italia. Sono soddisfatto del gruppo, sono soddisfatto dei nuovi arrivi, sono soddisfatto dell'amalgama che si è creata, si lavora bene, si sta bene, quindi va bene così. Dico, l'importante è che continuiamo su questa strada, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è quello di salvarci senza patemi d'animo, e continueremo a fare il nostro percorso cercando di continuare a migliorarci, perché è l'unica cosa che possiamo fare. No, ma quella è una scelta, c'è anche Gambino che ha fatto la terza col Fada, dico, ma quella è una scelta, diciamo, di gioventù, nel senso che dobbiamo, intanto ci vuole la gente che ha voglia di sposare un progetto, voglia di migliorarsi, e quindi in questi ragazzi abbiamo visto questo, e quindi sì, li facciamo crescere, crescono, faranno partite più belle, faranno partite meno belle, faranno spezzoni, però è importante e interessante farli entrare in questo gruppo, che è un gruppo veramente sano e pieno di valori. Ci conosciamo tutti, quindi sicuramente sarà una partita tosta perché loro sono una bellissima squadra. Noi cercheremo di arrivare, purtroppo arriviamo con due defezioni importanti perché Bisogno sarà squalificato, Megna ha un problema che si porterà per almeno un mesetto, quindi qualcosa in mezzo dobbiamo capire come fare, però va bene, dico, sono le prime partite, noi dobbiamo impattarla subito, ci teniamo a passare il turno, perché nel miglioramento dell'anno c'è il fatto di fare il secondo turno, visto che l'anno scorso ci siamo fermati al primo, quindi è un obiettivo. Poi ci saranno tanti derby quest'anno, uno di questi è con l'Aspra, massimo rispetto per gli amici Corrente e Ferrara, però ovviamente è sempre una partita che conta. L'eccellenza è così, diciamo, ci sono quelle squadre che hanno un obiettivo che è quello di fare il salto di categoria, ci sono quelle squadre che la prima cosa che devono fare è mettere a sicuro la categoria, e credo che quest'anno sia ancora più spaccato dello scorso anno, ce ne saranno tante di queste squadre e noi facciamo parte di questo lotto e cercheremo di farlo, ripeto, senza patemi, perché l'anno scorso, se nella prima parte abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo sofferto troppo nella seconda parte e sinceramente preferiamo non soffrire, ecco, speriamo di non soffrire, però l'obiettivo primario è quello della salvezza, ovviamente. Una sgambata con la Juniores giovedì, abbiamo il percorso, diciamo, della preparazione si conclude oggi, adesso si comincia con quello che è diciamo la settimana tipo, e niente, in attesa di questa partita che, ripeto, è il primo test con una squadra di eccellenza che non abbiamo fatti, anche se forse il Piana ha qualcosa di più di una squadra di eccellenza, però diciamo è il primo test importante e ci teniamo a fare bene. Eravamo d'accordo prima, ci siamo sentiti ed doveva finire X, quindi l'1-1 era concordato, se no facevamo come Lorenzo Cana, picchio desiste, picchio Filippo, eccetera eccetera. Complimenti a Castellaccia, è un grande mister. Complimenti a Piana, bella squadra.